L'omicidio dell'imprenditore Carmelo Bellavia ha indubbiamente scosso l'equilibrio dell'intera comunità favarese, lasciando agli investigatori il compito di stabilire se si sia trattato o meno di un delitto di matrice mafiosa. Il timore, soprattutto della gente onesta, che a Favara rappresenta la stragrande maggioranza dei suoi abitanti, è quello che l'immagine della città sia nuovamente compromessa da fatti criminali quasi del tutto sconosciuti alle nuove generazioni. Da qualche anno l'audacia e il coraggio di imprenditori locali hanno fatto di Favara la capitale della movida agrigentina. Certamente non sono i locali di intrattenimento a scrollare di dosso la nomea di centro poco raccomandabile, ma a loro va sicuramente dato il merito di essere riusciti ad attrarre a Favara visitatori provenienti da ogni parte della provincia. Cosa alquanto impensabile negli anni 90 del secolo scorso, quando proprio la città dell'Agnello Pasquale era tra i centri più attivi nella guerra tra Stigia e Cosa Nostra. Che l'ombra della mafia sia presente nel territorio probabilmente è un dato di fatto. Abbiamo anche ospitato il boss di Cosa Nostra, Gerlandino Messina. Ma ripetiamo, la stragrande maggioranza dei favaresi è gente onesta, così come lo sono gli abitanti di Gela, Palermo, Corleone e qualsiasi altro centro siciliano macchiato dal sangue e dalla criminalità. A Favara sono molti i lavoratori che, dovendo fare i conti con una crisi economica senza precedenti, stanno rivivendo l'esperienza dei propri padri, ovvero quella dell'immigrazione. Migliaia sono i favaresi che negli ultimi 5 anni hanno lasciato la propria terra in cerca di un'occupazione, di un lavoro onesto capace di garantire almeno la giusta sopravvivenza alle loro famiglie. È in virtù di questi sacrifici che i favaresi onesti non accettano di essere additati come gli abitanti di una città mafiosa. In molti vorrebbero invece essere riconosciuti, ad esempio, come i concittadini di Gaspare Ambrosini o, per restare a passo coi tempi, del PM Laura Vaccaro. A Favara, tra le altre cose, si celebra ogni anno la festa della legalità. E proprio il rispetto delle regole e delle istituzioni deve essere il messaggio che deve essere tramandato alle nuove generazioni.